Ciao ragazzi, benvenuti su ricette da sballo. Sto utilizzando l'iPhone perché è stato comunque un improvvisato. Onestamente mi scoccio di prendere la telecamera. Allora, oggi faremo un piatto veramente squisito. Non è difficile da preparare, lo potete preparare tutti. E rappresenterebbero gli asparagi. Gli asparagi in genere stanno a molte persone che non piacciono, però farlo in questo modo con la pasta. Ma devo dire la verità, già abbiamo provato, il piatto risulta buono, bisognerebbe aggiungere degli ingredienti che io non metterò adesso, però magari ve lo dirò. Allora, mezzo chilo di asparagi. Io onestamente ho questi asparagi che li devo fare, non so quanto ne siano, scusatemi, vabbè, comunque, quindi fate un mezzo chilo di asparagi a caduta la cipolla. Ok, no, non la piglia, aspetta un po', cabau. Non si prendono le cipolle degli altri. Dove sta? È caduta qui. Vuoi mangiare tutta, babbo, Già hanno mangiato tutte cose, Luna non hai mangiato niente. Vabbè, non fa niente perché ti sei ingrassato. Allora ragazzi, e quindi praticamente adesso noi vi faccio vedere la preparazione, quindi man mano come si fa, ok? Allora, più tardi su Telegarage Mare Viaggi per quanto riguarda ricette da sballo. Scusatemi, volevo dire tutti gli ingredienti, mi sono distratto. Allora, una bella mezza cipolla, due zucchine, voi prendete parmigiano reggiano. Io utilizzerò questa scamorza fumé perché ho questo e quindi utilizzo questo, però voi prendete parmigiano reggiano, è molto meglio. E quindi una bella quantità di burro, non tutto il pezzo di burro, però comunque serve una buona quantità di burro. L'immancabile olio, sale e pepe. Adesso vi faccio vedere tutti i procedimenti. Allora ragazzi, iniziamo. Dopo che voi avete lavato, logicamente, lavare sempre, dopo che avete lavato i nostri asparagi, li tagliate il gambo, la parte bianca, e li mettete in acqua normale, no acqua e sale. In genere dovrebbero essere messi così perché così le punte non si rovinano. Però noi faremo fare una cottura di 12 minuti perché non devono essere troppo morbidi, perché questi qua riceveranno anche un'altra cottura, quindi va a finire che si ammollano troppo. 12 minuti logicamente dopo l'ebollizione. Poi taglieremo adesso a fettine le nostre zucchine. Ok ragazzi, quindi abbiamo fatto a pezzi metà della cipolla e abbiamo fatto a pezzi anche le zucchine. Allora adesso metterete un po' di olio d'oliva in una padella, incominciate a far dorare la cipolla. Non si deve bruciare, assolutamente non si deve bruciare. Una volta che è arrivata a un punto di doratura aggiungerete le zucchine con un paio di bicchierini di caffè d'acqua, ok? Perché servirà per fare stufare la nostra cipolla con la zucchina. Ok ragazzi, arrivati a questo punto inserite le nostre zucchine. Voilà. Molto importante in questa fase che voi dovete avere praticamente un coperchio. Aggiungete due bicchierini di caffè di acqua. Voilà. Arrivati a questo punto cuocete il tutto per 10 minuti con un coperchio sopra, di tanto in tanto girate senza aggiungere sale, ok? Quindi di tanto in tanto girate 10 minuti di cottura. Ok ragazzi, quando vedete che l'asparago, la forchetta si inzippa bene, significa che è al dente e che è cotto. Non esagerate nella cottura, quindi li prendete e praticamente li fate a pezzettini. Ok? Allora, se volete fare una decorazione potete lasciare le punte, se non la volete fare utilizzate tutto, però comunque la decorazione con le punte è abbastanza carina. Ok?
Allora ragazzi, io conserverò le punte, questa no per esempio. Ok, conservo le punte, quelle là che sono venute migliori. Tutto il resto invece lo andremo a mettere nelle zucchine. Facciamo fare una cottura di 2 minuti. Ok, ora all'acqua che voi avete cotto gli asparagi aggiungete il sale, perché andremo a cuocere la pasta in quest'acqua. Ok? A più tardi. Ok, allora ragazzi, adesso prendete un mixer dove andrete a inserire la metà di questo composto che farete diventare una crema, aggiungendo un po' di sale, un pizzico di noce moscata e un po' di pepe. Ok ragazzi, allora quindi noi abbiamo ottenuto questa cremina che l'andremo ad allungare con un bicchiere di acqua di cottura della pasta, che in quel caso è stato poi cotto, sono stati cotti gli asparagi, ok? Anzi, lo potete prendere pure mo'. Possiamo farlo anche mo' questo servizio, perché a finire che uno si dimentica. Voilà, prendiamo un bicchierino così. La cremina deve diventare molto fluida, ok? Quindi pensiamo praticamente a miscelare il tutto. Voilà. Allora, adesso bisogna solo mettere la nostra pasta. Vi consiglio le penne, però potete utilizzare anche i paccheri volendo. Ok, a più tardi. Ok ragazzi, allora a questo composto io ho inserito una noce di burro, però a voi consiglierei di aggiungere del parmigiano reggiano, oppure il parmigiano reggiano lo potete aggiungere alla fine. Perché? Perché noi così in questo modo diamo più sapore a questo sughetto, che il sughetto, anche se non è molto, sarà fondamentale per la mantecatura della pasta. Logicamente noi abbiamo il sughetto, ma in più abbiamo anche l'altra metà di zucchine, quindi il tutto viene molto saporito. Ok ragazzi, allora aspettiamo quindi la cottura della pasta e faccio vedere direttamente i piatti pronti, perché comunque il procedimento che viene dopo è quello di mantecare la nostra pasta con la cremina e le verdurine. Ok, a più tardi. Ok ragazzi, allora adesso mantecate. Come avete visto, la cremina si perde nella pasta, ma deve essere così, perché altrimenti poi viene verde come un pesto, no? Quindi fate sciogliere bene, mettendo sul fuoco, in modo che fate cuocere al limite un altro minuto. Quindi vedete, amalgamate. Io consiglierei di aggiungere del parmigiano reggiano, buonissimo, solo che qui purtroppo non piace. E quindi una volta finito questo procedimento aggiungerete tutte le altre verdurine e il piatto risulta poi terminato. A più tardi ve lo faccio vedere direttamente nel piatto. Voilà ragazzi, allora piatto finito, devo dire la verità, veramente straordinario, gustosissimo, ho provato logicamente. Aggiungete il parmigiano ragazzi, il parmigiano è proprio ideale per questo piatto, aggiungetelo, veramente molto saporito e poi fa bene. Non cuocete troppo le verdure in ogni senso, perché la verdura perde i suoi valori nutritivi quando viene troppo cotta. Ok, allora ciao a tutti da Paolo Orlando, Telegarage, Mare, Viaggi, ricette da sballo. Ciao a tutti.